Ciao a tutti, oggi sono tornato come avete visto a Ponte Conseria per Cima Soccede, che è anche relativamente semplice da raggiungere. Per Cima Soccede bisogna arrivare al passo qui in alto e dopo girare a destra. Guardate il concurso dei morti invece qua giù. Dunque procediamo qui verso sud in direzione Cima Soccede. Se tiro delle memorie, infatti Cima Soccede 30 minuti. Ultima rampa e poi saremo arrivati. Ultima salita. Ecco qui della vetta, sono le 11:41 e adesso qui andrò un attimo giù qui a guardare i resti delle fortificazioni della Grande Guerra. Ciao a tutti, questo qui diciamo che è uno spin-off del video principale che avrete visto domenica 3 giorni fa. E oggi appunto sono a Cima Soccede. Volevo fare un video a parte per non agglomerare insieme il video dell'escursione col video dei resti dei baraccamenti qui, trincee. Praticamente siamo su una cittadella dei tempi di guerra. Andiamo a vedere adesso un po' di fortificazioni così, adesso non so bene cosa ci sarà, non ho neanche voluto leggere, ho visto solo che c'è tipo un museo all'aperto. Quindi bando alle ciance, andiamo a vedere appunto questi resti sacri. Bellissimo resto, questo proprio non me l'aspettavo. Adesso ci stiamo incamminando verso la parte bassa dell'Ecomuseo di Guerra, dove vedremo fortificazioni e trincee, baraccamenti sia austro-ungarici sia italiani, costruiti in momenti diversi e posti gli uni accanto agli altri. Qui intanto possiamo vedere una bella galleria scavata proprio sotto la vetta di Cima Soccede. Evidentissimi segni e resti di baraccamenti.
Vedete appunto le trincee qui al lato. Questo dove andrò a fare la pausa pranzo si chiama Ricovero Colonnello Bozzano, Brigata Alpini Val Brenta. Dunque riapriamo. Oi oi oi. Devo farvi notare che c'è anche il libro di vetta. Cima Soccede, 2173 metri. Ecco qui, penso sia appunto il caso di fare il video qui fuori dal bivacco del colonnello Bozzano. Che dire, video breve perché appunto ho immortalato solo un po' i resti lì della cittadella, diciamo così. Beh, sicuramente qua sarà stato fortificato, vedrai anche comunque l'importanza delle segnalazioni anche nell'app per quanto riguarda i reperti storici. Con la neve adesso si vede meno perché appunto sono parzialmente coperte e spero comunque sia stato di vostro gradimento. Certo con la neve fa un effetto ancora più stupefacente, diciamo, e con tutto il rispetto comunque che bisogna attribuire a luoghi così. Io vi saluto e se vorrete venire a vedere da amanti di storia la cittadella che vi ho appena immortalato, appunto venite a Cima Soccede.